Sono arrivati con bandiere, striscioni e petardi e si sono messi anche in mutande. Una clamorosa forma di protesta, quella inscenata stamani dagli operai della Vinis, che davanti all'ingresso dello studio legale dell'avvocato Mauro Pizzigatti, il commissario che sta seguendo l'avvertenza, hanno lasciato anche una carriola. Vogliamo che venga riempita con i soldi che avanziamo. Da 41 giorni sulle torri, da mesi senza un futuro. I lavoratori attendono il saldo degli stipendi di febbraio e la definizione di una trattativa a dir poco estenuante. Pensano di logorarci, ma non ci riusciranno perché noi staremo qui fino alla fine. Se devono buttarci giù, ci devono buttare giù in piedi. Dal canto suo, l'avvocato Mauro Pizzigatti, che ha accettato di incontrare i lavoratori, ha sottolineato i miracoli compiuti fino ad ora dai commissari. Qui stiamo discutendo degli stipendi di febbraio, quando il Tribunale di Venezia, già dal giugno del 2009, ha dichiarato che Vinis era incapace di provvedere al pagamento dei propri debiti. Inoltre, secondo Pizzigatti, i ritardi nel cambio di proprietà dell'azienda vanno imputati soltanto agli acquirenti del fondo svizzero. La trattativa è bloccata dal fatto che c'è un offerente che si chiama Gita Holding, che si è impegnata a effettuare determinati pagamenti che in questo momento non sta facendo. Non stanno prendendo i lavoratori per i fondelli. L'importante è che voglio che si capiscano i miei amici qua che non sono io che sto prendendo per i fondelli loro.